Bambini, educazione e dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella. Buonasera a tutti, mi fa sempre piacere essere in vostra compagnia, anche se in diretta. Allora, questa sera parliamo di come proteggere i bambini dagli effetti negativi dei media digitali, un argomento che abbiamo già trattato, naturalmente molto dibattuto. Mi rifaccio a questa indagine del Ministero della Salute realizzata dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2023, che ha rivelato dei dati preoccupanti, li conosciamo, ma qui sono ben evidenziati. Il 22% dei bambini tra 2 e 5 mesi, non anni, mesi, passa 1/2 ore al giorno davanti a dispositivi come la TV, il tablet e i telefoni cellulari dei genitori. Questo dato aumenta con l'età, raggiungendo quasi il 40%, esattamente il 39,3% tra i bambini di età 11-15 mesi, quindi stiamo parlando di lattanti che hanno meno di 1 anno e mezzo. Naturalmente più si cresce con l'età e più aumenta l'esposizione ai device. Studi, ormai straconsolidati evidenziano che l'uso dei device sotto i 3 anni può causare dei ritardi, gravi in vari ambiti della crescita e soprattutto nell'acquisizione del linguaggio, oltre che della socialità, della motricità, e tante altre capacità umane che vengono ridotte. In particolare il Life Child Study pubblicato su Nature mostra che più di 1 ora al giorno di schermo, è associata a dei punteggi più bassi di cognizione, quindi capacità logiche, linguaggio e abilità socio-emotive. La dipendenza da internet e, videogiochi può portare a dei veri e propri cambiamenti strutturali, quindi irreversibili nel cervello, riducendo la sostanza grigia frontotemporale, e questo comporta una minore efficienza nell'elaborazione delle informazioni, una maggiore impulsività, una minore capacità di pianificazione, minore capacità di contenere le emozioni negative, quindi di contenere la frustrazione, eccetera. L'eccessiva stimolazione da schermi può portare a una scarsa capacità di attenzione nei bambini e negli adolescenti, lo vediamo tante volte con tutte queste diagnosi di iperattività, di mancanza di attenzione e di concentrazione, i famosi BES, quelli che diventano poi dei BES, bimbi con bisogni educativi speciali, bimbi con ADHD e tutte queste diagnosi di DSA, eccetera. Non sto dicendo che solo i device tecnologici e gli smartphone causano questo, ma sono una concausa molto forte, molto forte. Questo perché? Perché, l'abitudine a delle sequenze di immagini molto rapide, visualizzate appunto nei media digitali, può rendere molto difficile la capacità attentiva, la capacità di concentrazione, la perseveranza in compiti che, spesso nella nostra vita sono complessi e quindi hanno bisogno di più lentezza, di più tempo di maturazione e di elaborazione. Nei device questo tempo di elaborazione manca quasi completamente, è una sorta di bombardamento di, informazione. I bambini in particolare sono la fascia di età più vulnerabile, agli stimoli continui, a questo bombardamento visivo ed emotivo dei mezzi digitali. Questi mezzi, in particolare lo smartphone, attiva il rilascio di dopamina nel cervello, portando a una dipendenza vera e propria da questa sorta di stimoli, per cui via da lì il bambino non riesce più quasi ad adattarsi perché non ha maturato
le capacità, le competenze di adattamento e quindi non riesce più ad adattarsi a quello che è il ritmo della vita ordinaria. E questo naturalmente entra in contrasto con quella che è l'esperienza diretta delle cose, dove le acquisizioni, le competenze, le cognizioni, il capire come saper essere, sono più graduali, sono molto distribuiti nel tempo, in anni e anni. Il bambino pare che cresca estremamente velocemente, perché lo vediamo a distanza di una settimana pare più grande, ma il suo cervello lavora velocemente, ma in tanto tempo, ci mette tanto per elaborare. Quindi per ridurre gli effetti negativi dell'esposizione a questi mezzi digitali è importante, 1, usare dei deterrenti, quindi non incoraggiarli. Non diamogli il cellulare ai bambini di 1 anno per tenerli buoni, non è una babysitter, mh? Non dobbiamo essere pigri o non volenterosi, oppure abdicare completamente, come vedo tanti casi, alla funzione educativa genitoriale. Sottoponiamoci alla fatica di educare nostro figlio. Non ricorriamo a questi mezzi per tenerli buoni, per poter fare la telefonata con l'amica, ma nemmeno per poter fare la telefonata di lavoro, che giudichiamo estremamente importante e lo è a tutti gli effetti, ma è più importante nostro figlio. È assolutamente più importante nostro figlio, anche nel momento contingente, preciso, specifico, nel qui e ora, in cui abbiamo assolutamente bisogno di fare un'altra cosa. No, in quel momento il nostro figlio è più importante. Non diamogli il cellulare in mano per risolvere un problema a noi, perché lo creiamo a lui. Allora che genitori siamo? Quindi, promuoviamo attività lente. Come maestra di tutte le maestre, la natura, il contatto con la natura. Portiamo i bambini nella natura, che può essere anche la natura sotto casa, non occorre andare sul Monte Bianco, natura può anche essere il giardino del condominio, però con il tempo giusto, con il tempo da dedicare a questo contatto, con la natura. Perfetto antagonista dei device è l'ascolto di racconti o della musica, la narrazione fatta dalla voce umana, non dal disco che noi mettiamo su e racconta la storia e così noi possiamo fare la telefonata con l'amica. È lo stesso escamotage di poco fa. Non troviamo scuse, questa è un po' la morale della favola. Queste attività, non è uno scherzo, anche se l'ho messa un po' a sorridere per sdrammatizzare, ma queste attività così semplici, così antiche mi vien da dire, aiutano a migliorare l'attenzione, a fare esperienze significative, perché quando il bambino con la sua biciclettina va nel giardinetto e magari cade, inciampa, quella è un'esperienza di vita e quella serve per imparare, per crescere. La crescita è fatta di tanti piccoli strappi, di piccolissimi incidenti, di piccoli successi o di grandi successi. Sono le esperienze significative che fanno crescere, e esperienze significative insieme agli altri bimbi o altri adulti di riferimento. Ecco, questo quanto. Aggiungo una notizia che non è nuova, ma la ripeto qui perché è molto importante. Il ministro Valditara l'11 luglio 2024, quindi pochi mesi fa, ha disposto una circolare, ha diramato una circolare dal titolo "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione", segnatamente relativo a questo anno scolastico, quindi in corso in questo momento. Si fa seguito alla nota tal dettali, volta a regolare l'utilizzo degli smartphone e di analoghi dispositivi elettronici nelle istituzioni scolastiche per fornire alle scuole dell'infanzia
Vedete, il messaggio è mirato a bimbi piccolissimi e del primo ciclo di istruzione, scuola primaria, ulteriori indicazioni finalizzate a introdurre il divieto dell'uso degli smartphone per lo svolgimento delle attività educative e didattiche, in vista dell'avvio dell'anno scolastico 24-25, perché si parlava di luglio. La nota a cui fa riferimento era del 2022, perché già si era parlato di questo, poi è stata perfezionata ed è diventata una disposizione ufficiale. Importanti studi internazionali hanno rilevato la diretta correlazione, scusate, apro una parentesi, non c'era neanche bisogno degli importanti studi internazionali, ci arriviamo benissimo da soli. Comunque, scusate, chiudo subito la parentesi. Allora, hanno questi eminenti studi, eminenti cervelli che non sono mai italiani, chissà come mai, hanno rilevato la diretta correlazione fra l'uso del cellulare in classe, anche a scopo educativo e didattico, e il livello degli apprendimenti degli alunni. Va bene, ci arrivava anche la corbella. In particolare merita di essere richiamato il rapporto UNESCO Global Education Monitoring Report del 2023, tutto in inglese, nel quale si evidenzia, no, perché va avanti il titolo Technology in Education, a tool on whose terms, e tutto così, no? Nel quale si evidenzia, veniamo al dunque, che i dati delle valutazioni internazionali su larga scala, come quelli forniti dal programma per la valutazione internazionale degli studenti, PISA, mettono in luce un legame negativo tra l'uso eccessivo delle tecnologie, e c'è un acronimo come al solito, e il rendimento degli studenti. Tiro il fiato. In 14 paesi è stato infatti riscontrato che la semplice vicinanza a un dispositivo mobile distrae gli studenti, provocando un impatto negativo sull'apprendimento. Più nello specifico, nel rapporto OCSE-PISA 2022, Learning During and From Disruption, si evidenzia come gli smartphone siano fonte di distrazione per gli studenti che lo usano con maggior frequenza a scuola, facendo diminuire il livello di attenzione, in particolare durante lezioni di matematica, e quindi mettendo a rischio il rendimento della materia. Oso dire anche durante le lezioni di lingua italiana, di inglese, di latino, di filosofia e di tante magnifiche materie umanistiche di cui si parla poco o niente, per esempio la musica, per esempio la letteratura, la poesia, non c'è solo la matematica e solo le materie STEM, le materie scientifiche, ci sono anche le altre magnifiche materie a cui il ragazzo si distrae, da cui il ragazzo si distrae con lo smartphone. Quindi per fortuna almeno è stato vietato a scuola. L'uso continuo, spesso senza limiti, dei telefoni cellulari fin dall'infanzia, come di cui sopra 10 mesi, cos'era, 3 mesi, addirittura nella pancia della mamma usano lo smartphone, e beh, fra un po' metteremo il microchip addirittura nella pancia della mamma, così abbiamo risolto il problema a monte, all'origine l'abbiamo risolto. Dicevo, è stato altresì rilevato che l'uso continuo, spesso senza limiti, dei telefoni cellulari fin dall'infanzia e nella preadolescenza incide negativamente sul naturale sviluppo cognitivo, determinando tra l'altro perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico e di adattabilità. Recenti analisi inoltre hanno dimostrato un aumento preoccupante anche in Italia di minori affetti dalla sindrome dell'hikikomori, ossia il fenomeno dell'isolamento sociale volontario che comporta il ritiro dei giovani nel chiuso delle proprie case, rinunciando ai rapporti con il mondo esterno in favore, aggiungo io nella circolare non c'è, in favore di rapporti virtuali condotti appunto tramite il web e attraverso il telefono cellulare, che se gli fosse tolto prima di diventare sindrome di Hikikomori, forse magari si poteva porre rimedio. Alla luce delle considerazioni che precedono, a tutela del corretto sviluppo della persona e degli apprendimenti, si dispone
il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare. Encomio al ministro Valditara, che ha espresso delle parole anche forti, senza se e senza ma, il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare. Perché, scusate, prima di questa circolare o di quella del 2022, i professori non ci erano arrivati da soli. Punto Francesca. Anche a fini educativi e didattici, perché la giustificazione era sempre che lo scopo era educativo e didattico, mentre in realtà risolveva dei problemi ai medesimi, di cui sopra i professori, per gli alunni della scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal piano educativo individualizzato o dal piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, ovvero per documentate oggettive condizioni personali. E su questo invece spezzo una lancia a favore, perché questo sì che diventa un sussidio fondamentale in casi di bambini che possono avere delle difficoltà anche molto gravi e che con questi mezzi tecnologici riescono a poter stare in classe insieme ai compagni e ad avere anche un discreto sviluppo rispetto alle loro criticità. Quindi questo punto assolutamente è doveroso riconoscerlo come merito di queste tecnologie digitali. Potranno invece essere utilizzati per fini didattici altri dispositivi digitali quali PC e tablet sotto la guida dei docenti, e invece su questo ancora mi trovo contraria, perché il vero problema delle tecnologie digitali non sono le tecnologie digitali stesse, ma l'uso che se ne fa e la dipendenza che creano. Per cui se io tolgo uno smartphone e però uso un PC e un tablet, il problema non cambia. Il problema non cambia, perché io rendo assuefatto il mio ragazzino a un mezzo che non è la sua esperienza diretta, che non è la socializzazione reale, concreta e sana e umana, e che non è tutta una serie di altre cose di cui abbiamo appena parlato. Ehm, Poi qua c'è un punto della circolare interessante: utilizzo del registro elettronico. Come è noto, continua la circolare, negli ultimi anni si è diffusa la consuetudine tra i docenti di assegnare i compiti da svolgere a casa esclusivamente mediante notazioni sul registro elettronico. Allora, l'utilizzo del registro elettronico non c'è negli ultimi anni, dagli ultimi anni, c'è da almeno oserei dire almeno 15 anni che viene usato il registro elettronico, e io ero contrarissima anche quando avevo i miei figli piccoli alle elementari, per cui giusto quell'epoca lì, perché mi sembrava un'aberrazione. Tale modalità comporta, scrive il ministro Valditara, di fatto che gli alunni consultino sistematicamente il registro elettronico attraverso dispositivi tecnologici, il PC, lo smartphone, il tablet, per verificare quali attività debbano essere svolte a casa e per quale giorno, spesso con l'obbligatoria mediazione dei genitori, titolari delle password di accesso. Quindi cosa significa? Significa una schiavitù per i genitori, che dall'ufficio devono inviare alla babysitter a casa il compito che il pupo deve fare, e una completa deresponsabilizzazione del pupo stesso, che magari a 11 anni, 12 anni, 13 anni potrebbe anche scrivere il diario e guardarsi che compiti deve fare. Al fine di sostenere fin dai primi anni della scuola primaria e proseguendo nella scuola secondaria di primo grado lo sviluppo della responsabilità degli alunni, scrive il ministro Valditara, nella gestione dei propri compiti, dosando al contempo il ricorso alla tecnologia, si raccomanda di accompagnare la notazione, e si rivolge ai professori, la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera su diari, agende personali. In questo modo, e tenendo conto delle scadenze assegnate dai docenti nello svolgimento dei compiti, ciascun alunno potrà acquisire una crescente autonomia nella gestione degli impegni scolastici, senza dover ricorrere necessariamente all'utilizzo del registro elettronico e, dico io, dei genitori o chi per essi. Ottimo. Firmato il ministro professor Giuseppe Valditara. Questo, ripeto, la circolare
inviata alle scuole e a tutti i dirigenti scolastici e a tutte le istituzioni scolastiche del 11 luglio del 2024 contro l'utilizzo, o meglio a favore del divieto di utilizzare smartphone nelle classi, e quindi con una nota che va a regolamentare, scusate, l'utilizzo del registro elettronico, encomio al professore. Bene, io ho terminato, vi saluto e vi do appuntamento con Larga ai Bambini e con me medesima, Francesca Corbella, e naturalmente sempre appuntamento con i nostri cuori sempre in alto, al giovedì prossimo, sempre su Radio Libertà, grandissima Radio Libera. Grazie a tutti. Avete ascoltato Largo ai Bambini,